Giornata nera quella di ieri per il lavoro in Veneto, con altre due vittime. Oggi è il 30 novembre 2021, questo è Sveglia Veneto e io sono Jack Calcetto. La prima notizia di oggi è una brutta notizia e arriva dal Vicentino e da Jesolo. Partiamo da Jesolo dove un 46enne originario di Dolo, Fabio da Prat, è crollato a terra nella giornata di ieri, colpito da uno sfiato violentissimo dell'impianto del gas. Una bombola che si è trasformata sostanzialmente in un missile con una grossa esplosione nella casa del turismo. È morto l'operaio e lo Spisal indaga. Il 46enne di Dolo stava intervenendo assieme a un collega su un impianto antincendio. Di questa tragica notizia c'è ampia copertura su tutti i quotidiani locali della nostra regione. Partiamo dal Gazzettino: bombola come un missile, colpisce e uccide operaio mentre lavora a Jesolo. Il contenuto di uno dei recipienti avrebbe fatto da propulsore, pareva un terremoto. È la descrizione dei presenti. Momenti di terrore nel palazzo che ospita il servizio informazioni, l'altro manutentore sotto shock ma illeso. Il pezzo è di Giuseppe Babbo, che scrive anche: gli impiegati presenti nell'ufficio sopra il seminterrato dicono di aver sentito un boato prolungato e le pareti tremare. Insomma, questa bombola che si trasforma in una sorta di missile e infine una nuvola di polvere bianca che avvolge l'intero seminterrato. È questa la sintesi, scrive Giuseppe Babbo, dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro avvenuto in Veneto, questa volta appunto a Jesolo, nella sala dell'impianto antincendio della Casa del Turismo di Piazza Brescia, dove è morto un operaio di 46 anni, Fabio da Prat. Lo ripeto questo nome perché gli infortuni sul lavoro, le morti bianche, sono dei numeri nelle statistiche fredde che leggiamo ogni giorno sui giornali, ma sono anche le vite, i volti, i nomi appunto di chi sul lavoro perde la vita e quindi è giusto ricordarlo. Sulle pagine del Corriere del Veneto: bombola decolla e uccide un operaio, questo è il titolo. Si parla sempre dell'incidente mortale al centro congressi di Jesolo. Una perdita di gas ha trasformato il contenitore, quindi la bombola, in un missile. Sempre la descrizione dell'episodio ieri mattina: in un incidente all'interno del centro congressi Cursal di Jesolo, sede degli uffici dell'informazione turistica, ha perso la vita Fabio da Prat, 46 anni, di Dolo, Venezia. Ecco, qui per esempio leggiamo qualcosa di più su questo operaio che era dipendente di una ditta di Salzano e con un collega più giovane stava aggiornando appunto proprio i certificati di sicurezza dell'impianto antincendio quando una bombola di azoto e gas argon è decollata come un missile e l'ha colpito in pieno. Qui il pezzo è di Giacomo Costa e ci sono le foto del luogo teatro dell'incidente, dell'infortunio mortale e anche di Fabio da Prat, il 46 anni di Dolo, che lascia una compagna e due figli. Sulle pagine della Nuova Venezia invece la copertura, diciamo, la notizia è coperta in modo un po' più ampio. C'è un ritratto dell'operaio specializzato dell'RG di Salzano, molto apprezzato nel suo lavoro, lo ricordano i colleghi e in particolare il collega che era con lui proprio nella casa del turismo. La disperazione del collega, appunto, è il titolo: Fabio è nel piano interrato, io sono vivo per miracolo. Ci sono anche nel pezzo di Giovanni Cagnassi ovviamente le prime ipotesi: guasto, errore umano la causa dell'infortunio mortale. La salma e l'area sono sotto sequestro perché appunto lo Spisal sta effettuando ancora le sue indagini. C'è il commento già dei sindacati che chiedono di rafforzare i controlli e gli organici degli Spisal, ricordando appunto la dimensione del fenomeno: 1000 lavoratori morti in un anno in Italia, da gennaio a settembre, 75 vittime solo in Veneto. Bisogna potenziare gli Spisal, la formazione per le imprese, chiede Massimo Grella, segretario CISL Funzione Pubblica di Venezia. L'ispettorato del lavoro ha carenze enormi di organico, del 40%. Durissima anche
la reazione, il commento della CGIL, che parla di strage vergognosa, che richiama alle proprie responsabilità le istituzioni preposte al controllo della sicurezza nei posti del lavoro, ma richiama ancora di più le imprese al rispetto e all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Queste le dichiarazioni di Fiorenzo Veronese, coordinatore della CGIL Veneto Orientale, che esprime il cordoglio ai familiari della vittima e dice: la sicurezza negli ambienti di lavoro deve essere assunta da tutti come una priorità, non si può morire nei posti di lavoro, è una vergogna che deve finire. Si uniscono al cordoglio dei sindacati anche degli esponenti politici del Partito Democratico regionale, ma nella giornata di ieri c'è stata appunto un'altra vittima per un altro infortunio grave sul lavoro. In questo caso a Vicenza, o meglio nel Vicentino, è stato dichiarato morto nel tardo pomeriggio di ieri l'operaio che sabato mattina è stato vittima di un incidente sul lavoro a Orgiano. La notizia sul Corriere del Veneto racconta di un volo di 5 metri dalla copertura di un capannone dismesso nella zona industriale, volo che è costato la vita a un giovane originario del Benin e residente a Montecchia di Crosara, nel Veronese. Traumi gravissimi alla testa e al torace, ma non solo. L'operaio aveva da poco compiuto 32 anni e da subito, insomma, le condizioni dopo la caduta erano sembrate gravissime. Trasferito in volo con l'elisoccorso di Verona, che l'ha portato all'ospedale di Vicenza, è stato ricoverato in rianimazione. Purtroppo però i medici non hanno potuto fare molto, si legge di un quadro clinico chiaramente disperato e nella serata di ieri l'operaio è stato dichiarato morto. Anche qui è ancora da accertare la dinamica precisa dell'infortunio, è informata la procura di Vicenza, resta ovviamente la disperazione dei familiari, degli amici e dei colleghi, alcuni dei quali sabato scorso hanno visto precipitare l'operaio 32enne dal tetto in cui doveva appunto rimuovere delle lastre di Eternit. Questa era la prima notizia di oggi, appunto una brutta notizia, l'ennesima notizia di 2 morti caduti sul lavoro in Veneto. Proseguiamo con la seconda notizia che riguarda la quarta ondata della pandemia coronavirus, che ovviamente procede e procede con diciamo l'ipotesi che tra pochi giorni, 2 o 3 settimane, il Veneto diventi zona gialla. Ovviamente si tratta di una previsione che dipende dal previsto tasso di occupazione delle terapie intensive e dei posti letto in rianimazione. Appunto, secondo le proiezioni, la soglia critica per il passaggio in zona gialla verrà raggiunta nelle prossime settimane e quindi si va verso, come scrivono i giornali locali del Veneto, un Natale in zona gialla. Insomma, i quotidiani Gedi ricordano che le limitazioni da zona gialla scattano quando il numero dei ricoverati Covid supera il 10% del totale nei reparti di terapia intensiva e il 15% in area medica. E invece il Gazzettino ricorda i colori e le regole, e quindi appunto che in zona gialla per i vaccinati e i guariti, insomma con il nuovo Super Green Pass, sostanzialmente è come la zona bianca ma con l'obbligo di mascherina all'aperto, e per i non vaccinati lo stesso, valgono le regole della zona bianca, però sempre con l'eccezione, cioè con l'obbligo di mascherine all'aperto. La differenza tra le due categorie è che con il Super Green Pass non c'è nessuna limitazione al chiuso, salvo l'obbligo di mascherina, mentre per i non vaccinati è vietato l'accesso ai bar e ai ristoranti al chiuso, nonché ai luoghi di svago. Ecco, va ricordato comunque che per quanto riguarda l'obbligo, insomma, caratteristico della zona gialla, e quindi quello della mascherina all'aperto, sono ormai quasi tutti i capoluoghi di provincia del Veneto dove questo obbligo è già stato introdotto, e tanti altri comuni hanno deciso per
l'obbligo di mascherina anche all'aperto, anticipando di fatto la zona gialla. Chi ha anticipato la zona gialla è stato anche il Friuli Venezia Giulia, e quindi abbiamo sul Gazzettino un pezzo in cui diciamo che prova a rispondere alla domanda: come sta andando la zona gialla in Friuli, e quindi come procede la pandemia a nord-est. Beh, il Gazzettino non ha dubbi e titola: mascherine, nuovi pass, nel primo giorno di giallo in Friuli prevale il caos, controlli soft nei locali con clienti poco informati e gestori spazientiti. Il Viminale precisa: niente carta verde per consumare al bancone. Quindi insomma si tratta di un rodaggio in vista del 6 dicembre, quando il pass rafforzato sarà legge appunto ovunque. Però il dato è che, almeno stando all'interpretazione del giornalista Marco Agrusti sul Gazzettino di oggi, il dato è che nella prima regione gialla del paese a prevalere è stato il caos. E c'è questo titolo un po' così curioso: aumentano i passanti bendati ma molti beccati senza protezione. La benda immagino sia la mascherina. Insomma, la prima zona gialla d'Italia è partita così. C'è molto lavoro da fare. Nel frattempo la CGIL del Veneto, con Ivan Bernini, segretario regionale della funzione pubblica del Veneto, si esprime a favore dell'obbligo vaccinale. Proseguiamo con la prossima notizia. Per Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est, da lunedì a venerdì, tutte le mattine la rassegna stampa con le principali notizie che accadono attorno a noi, e ci occupiamo nel Vicentino, o meglio nel Bassanese, della questione della Guardia Medica, che vede dimezzate le proprie sedi. Come mai manca la metà dei dottori necessari? Questo è il titolo del Corriere del Veneto di oggi. La conferenza dei sindaci accetta la linea dell'ULSS, ma il presidente della conferenza dei sindaci, Elena Pavan, che se non sbaglio è la sindaca di Bassano, dice non sarà definitiva questa riorganizzazione. Insomma, alla fine a vincere è stata la linea dura. Questo lo leggiamo nel pezzo del Corriere del Veneto: il servizio di guardia medica sarà garantito solo nei presidi di Enego e Arsiero. La conferenza dei sindaci dell'ULSS 7 Pedemontana, riunitasi ieri pomeriggio al San Bassiano, ha avvallato la riorganizzazione proposta dai vertici dell'azienda sanitaria, che da domani dimezzerà da 10 a 5 le sedi del servizio di continuità assistenziale. E appunto sono spostati 3 di queste sedi all'interno degli ospedali di Bassano, Asiago e Sant'Orso. Invece restano i presidi almeno nelle zone più isolate. Si tratta di una scelta dolorosa, dicono l'ULSS e i primi cittadini, ma è interessante capire come il motivo di questa scelta, e lo dice proprio il direttore dell'ULSS 7, Carlo Bramezza. Parole molto chiare: abbiamo a disposizione solo 30 dei 60 medici necessari a garantire il servizio. E quindi c'è un problema relativo alla carenza di dottori, già cronica nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana, aggravata dalla emergenza sanitaria in corso, di cui non si vede la fine. Carenza di dottori, tra l'altro nel pezzo non è ricordato, ma c'è stata, diciamo, nei giorni scorsi ampia copertura sul tema nella stampa locale e anche sul giornale di Vicenza. Carenza di medici che riguarda ovviamente anche i medici di base. Quindi in sostanza il primo punto di contatto tra i cittadini, le persone e il servizio sanitario funziona a singhiozzo, se è vero che la Guardia Medica appunto dimezza le proprie sedi e che c'è una carenza ormai cronica, ormai diffusa soprattutto in alcune zone della regione, tra cui sicuramente il territorio dell'ULSS 7 Pedemontana, carenza di medici di medicina generale. Proseguiamo rapidamente con un breve accenno al bilancio della Regione Veneto, che è sicuramente in discussione in questi giorni all'interno del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini a Venezia. E abbiamo una maratona da 17 miliardi
leggo rapidamente i titoli: la norma fiscale per sbloccare la trattativa dell'autonomia, la pedemontana solo nel 2023 collegata alle autostrade, biglietto unico dei trasporti in sperimentazione a Venezia e Verona. Questi sono i titoli, diciamo, del Gazzettino. Zaia ovviamente ha presentato in aula la finanziaria regionale, oltre metà dei fondi sono destinati alla sanità e praticamente c'è il tema dell'addizionale IRPEF, che in Veneto è azzerata, o meglio è fissata al minimo previsto per legge. Zaia parla della pressione fiscale più bassa d'Italia e rivendica anche la spesa più bassa, quindi 133 euro pro capite rispetto ai 207 della media nazionale. Bisogna poi vedere se in tempi di grande spesa per investimenti, ovviamente parliamo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per esempio, o di tutti gli altri strumenti pubblici che dovranno aiutare la nostra società a uscire dalla crisi legata all'emergenza Covid. Ecco, bisogna vedere se appunto quello di una spesa ridotta sia un primato oppure invece un handicap. In ogni caso, a pensarla nel secondo modo, quindi con un giudizio negativo, è chiaramente l'opposizione in Consiglio regionale. Anche qui molto rapidamente, Camani del Partito Democratico: investire sulla medicina territoriale, e poco fa abbiamo sentito il problema legato ai medici di base e alle guardie mediche. Il portavoce dell'opposizione Arturo Lorenzoni molto duro: do atto che c'è un lavoro programmatico importante da parte degli uffici, ma manca la parte politica che rende il DEF inefficace. Cristina Guarda di Europa Verde pone l'accento invece sul taglio di risorse per il turismo e per l'ambiente, per le politiche del lavoro e della famiglia. Dobbiamo aumentare le risorse regionali, quindi ci sono anche tagli in questo bilancio da 17 miliardi. Infine, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle ha invitato a accogliere la proposta del Movimento 5 Stelle appunto per il salario minimo, a beneficio soprattutto di donne e uomini. Inutile dire che le proposte dell'opposizione sono state bocciate e Sandonà della Lega spiega così il motivo della bocciatura: qui si parla di obiettivi, non di sogni. Questo era l'articolo di Alda Vanzan per il Gazzettino di oggi. Avremo molte altre cose interessanti sui quotidiani di oggi, ma le cito molto in breve. C'è una intervista a Marcel Jacobs, oro olimpionico e ieri premiato anche con il Radicchio d'Oro a Treviso, un premio appunto trevigiano. Adesso sono pronto a tornare in pista, ho ritrovato la voglia e la fame di vincere. L'intervista sui quotidiani del gruppo Gedi, quindi Nuova Venezia, Mattino di Padova e Tribuna di Treviso. Abbiamo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che premia Rachele Spolaor, spero di averlo pronunciato correttamente, una giovane mestrina che il 10 dicembre dell'anno scorso aveva salvato un ragazzo dal suicidio. Si stava per lanciare questa persona sui binari della stazione dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Abbiamo il sogno che sfuma, che svanisce, il sogno di Miss Italia a Jesolo. Sono state infatti interrotte le trattative, di questo ne avevamo parlato qualche puntata fa qui a Sveglia Veneto. C'è un articolo, l'opinione di Renzo Mazzaro sui quotidiani del gruppo Gedi: il Veneto non ha un presidente, un governatore. Un pezzo diciamo anche ironico, frizzante, in cui Mazzaro, il giornalista del Mattino, ci ricorda che appunto non ci sono governatori di regione in Italia, non ci sono mai stati, questa parola non esiste nel lessico diciamo italiano, è riferita magari alla Compagnia delle Indie oppure ai governi degli stati federali degli Stati Uniti. In Italia ci sono i presidenti di regione, o meglio ancora i presidenti di giunta regionale. Infine chiudiamo con un'ultima notizia di politica che riguarda le elezioni del Consiglio provinciale della città metropolitana di Venezia, e quindi il Consiglio metropolitano dove vince il centrodestra 11-6 e nella sfida interna alla coalizione vince Brugnaro
con 4 consiglieri, la Lega si ferma a 3, ma il più votato di tutti è il sindaco di Mira del Partito Democratico, Marco Dori. Per oggi è veramente tutto, io sono Jack Calcetto, hai ascoltato Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è martedì 30 novembre, ci sentiamo domani, buona giornata.